Allora, eccoci qua, per tornare a parlare della condizione femminile abbiamo parlato dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma c'era qualcosa che volevamo ancora aggiungere per quanto riguarda appunto il diritto e la condizione della donna quando come dire, si avvicina a questa pratica che sicuramente è traumatica. Mariangela Zanni. Sì, niente, era solo per ribadire il fatto che anche nel momento in cui per una donna si trova a dover abortire, anche appunto penso all'aborto terapeutico, deve essere garantita nella struttura sanitaria il rispetto e la dignità di quella donna. Io per esperienza ho vissuto per un po' di tempo in ospedale durante la mia gravidanza e ho visto delle situazioni molto, molto gravi e sicuramente dove la donna è stata lasciata da sola in questo momento che era molto doloroso sia dal punto di vista fisico che anche psicologico e sinceramente è stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita che non augurerei a nessuna donna. Per cui ecco, questo, quando parliamo di questo diritto parliamo anche però di una pratica che deve rispettare la dignità e proprio il fatto che le donne sono titolari di diritti, non sono oggetti. Io non voglio strumentalizzare le parole di Zannini, ma ha descritto il corpo della donna come un oggetto ed è quello che avviene quotidianamente quando si parla appunto del femminile, nei media, nei giornali, insomma, e nelle pubblicità, cioè l'oggettificazione del corpo della donna è un dato di fatto e questo in qualche modo fa sì che le donne possano essere trattate come oggetti e perdano la loro dignità. Strumentalizzate. Strumentalizzate e usate. Sì. Certo. Allora, accennavo al discorso del certificato di verginità a proposito di come vengono trattate le donne. Allora vediamo quello che è successo, insomma è noto, ma lo sentiamo in questo servizio, quello che è successo in Francia sostanzialmente, vediamo. Nella Francia del 2020 ci si divide sul certificato di verginità. Il governo ne ha annunciato l'abolizione in nome della dignità e dei diritti delle donne, oltre che della parità dei sessi, promettendo anche di punire chi lo emette. I medici si ribellano, riconoscono l'anacronismo e l'insostenibilità della pratica, ma spiegano che in alcuni casi, sempre più rari, rilasciare l'attestato che la ragazza è vergine può proteggerla da violenze e molestie. In applicazione delle misure antiseparatismo nella società, una formula dettata dal presidente Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin propone di punire penalmente i certificati di verginità. Lo scorso febbraio era stato Macron in persona a enunciare le grandi linee del progetto di modernizzazione della società. Nella Repubblica non si possono chiedere certificati di verginità per sposarsi. Nella Repubblica non si deve mai accettare che le leggi della religione siano superiori alle leggi della Repubblica. Una posizione che si scontra con quelle dei gruppi di medici. Il governo sbaglia obiettivo prendendosela con i professionisti della sanità, denuncia in un comunicato l'Associazione Nazionale Centri per l'interruzione di gravidanza e la contraccezione. In ogni caso, la richiesta di questo certificato è l'occasione di accogliere, valutare la situazione e discutere di queste pratiche con la donna. Il divieto non farebbe che negare queste pratiche comunitarie senza farle scomparire. E allora un certificato per, come dire, che garantisca l'integrità fisica della donna. Il nuovo dall'usato. Ma sinceramente, ma personalmente mi sembra un po' un'idiozia questa cosa, nel senso che... Però c'è. Sì, è una cosa francese, per carità, non so che beneficio possa avere un certificato del genere, un po' tipo come vado dal medico, faccio la spirometria per vedere se posso fare... Spiego perché diciamo che la cultura musulmana in Francia è molto molto avanti, cioè nel senso che i musulmani in Francia sono tantissimi, ex algerini e poi gente immigrata eccetera, e vediamo i disastri che stanno succedendo anche a livello di attentati, quindi c'è uno scontro anche sociale in Francia tra due culture. Addirittura ci sono i musulmani che si fermano perché quando è il momento della preghiera si fermano sul marciapiede e pregano e quindi a volte intralciano il traffico. E allora una delle cose che domandano dice: ma avete tante chiese
cristiane chiuse che non usate, datele a noi, facciamo una moschea e non ci fermiamo per la strada. Ecco, questa è un po' la fase in cui si trova la Francia, che è molto più avanti di noi in questo fenomeno. Noi arriveremo tra qualche anno anche noi, perché chiaramente i diritti dei musulmani devono essere rispettati. Questo è uno dei motivi nella tradizione musulmana che la donna è meglio se è intatta. E quindi vediamo questo servizio? Allora, ne vediamo un altro, sì, perché per rimediare a questo tipo di problema c'è anche chi interviene chirurgicamente. Vediamo. L'onore delle famiglie poggia su una fragile membrana chiamata imene, nonostante scientificamente non provi nulla. Alcune donne nascono senza, altre lo perdono facendo sport. Il dottor Johan van Wiemersch è tra i ginecologi che accettano di fare un intervento chirurgico che ne permetta la ricostruzione, anche se riconosce che i medici sono divisi sulla questione. Ci sono due scuole di pensiero tra i ginecologi. Ci sono colleghi che dicono no, non lo faccio perché va contro i diritti umani, è ipocrisia, è una bugia, non vogliamo partecipare. E dall'altra ci sono io con altri colleghi che accettano di farlo. Per me significa aiutare delle ragazze costrette dalle leggi della loro religione. Come dottore ritengo che dobbiamo aiutare quelle giovani donne e dunque lo faccio. Ma c'è un'altra questione altrettanto delicata. Dov'è il diritto delle donne di disporre liberamente del proprio corpo? Dov'è l'uguaglianza di genere? Un gruppo di eurodeputati ha inviato una interrogazione scritta alla Commissione europea chiedendo di vietare a livello europeo il certificato di verginità. Ecco, qui andiamo un pochino, come dire, a cozzare con quelle che sono tradizioni appunto religiose o abitudini. Pensiamo anche alle mutilazioni genitali. Adesso questo magari fa, scusatemi, sorridere l'idea del certificato, però ci sono tantissimi problemi da questo punto di vista. Mariangela Zanni. Sì, io sono d'accordo con il vostro servizio, penso che appunto sia una pratica, insomma, che sicuramente in qualche modo può essere utile per qualche ragazza giovane che si trova appunto costretta a dover dimostrare questo e appunto rischia la vita. Credo anche però che non sia, come dire, che un medico non possa rispondere così, che proprio per il discorso che facevamo prima bisogna lavorare per consapevolizzare le donne rispetto a quello che la cultura di appartenenza gli sta loro chiedendo. Quindi preferirei, insomma, cioè, la mia idea è quella che anche in un paese come la Francia invece di attivare delle politiche repressive o comunque che in qualche modo denunciano i medici, ci sia un'attività più di educazione, di consapevolizzazione e soprattutto anche di consapevolezza di quello che è il proprio corpo. Lo diceva prima il servizio, l'imene non è uguale in tutti i corpi delle donne, certo. Alcune ce l'hanno, altre no. Io penso che la maggior parte delle persone non lo sappia, soprattutto degli uomini, certo. E penso anche che il discorso sulla verginità sia un discorso non solo di alcune culture ma anche della nostra, perché io stessa sono cresciuta con questo mito della verginità, del fatto della prima volta, e penso che sia sopravvalutato anche perché si riferisce solamente a noi donne e non agli uomini, quindi è una discriminazione molto forte, per cui ecco, penso che proprio sia proprio sbagliato parlare di verginità. Ecco. Certo, siamo nel 2020, Mariana Cestaro è... 2020 quasi finito, speriamo, giusto? Sì, speriamo, ecco, certo, speriamo certo, ma ci accorgiamo che ci sono delle cose che sono incredibili forse, no? Allora no, non sono incredibili, sono molto reali e il fenomeno è importante anche perché si ricollega a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, si parla sempre comunque del corpo della donna oggettivato e in questo caso particolareggiato. La questione francese è molto complessa, io
Ci ho pensato quando ho letto questo articolo, ci ho pensato molto a quale tipo di posizione scaturiva da me. La prima, ovviamente, la prima reazione da donna occidentale è quella che mi avete sentito dire fino adesso, insomma, l'autodeterminazione della donna, il corpo è mio, suo, e ne fa quel che vuole, figuriamoci. Non sono d'accordo nemmeno io con una legge che colpevolizza i professionisti. Secondo me sarebbe qui sì, se volesse fare la domanda che ha fatto prima, che cosa può fare la società, che cosa può fare la cultura, qui va spinto l'acceleratore in maniera veramente decisa sull'integrazione, perché la questione è semplicemente questa, lo ricordava giustamente Mariangela, il cattolicesimo non è più religione di Stato in Italia, ma è pervasivo nella cultura degli italiani, giustamente, perché questa è parte della loro storia. Scusate, stiamo parlando degli islamici, però. Esatto, sì? esatto. Cosa c'entra il cattolicesimo? Perché se mi fa finire glielo spiego. Sì, ecco. Però qual è la questione? Che il cattolicesimo, non essendo più una religione di Stato, non può intervenire con le leggi della Bibbia, okay, dentro alle leggi dello Stato. Per l'Islam, in cui nei paesi islamici la cosa coesiste, okay, si crea una discrasia. Quando queste persone emigrano, spesso, poiché si sentono anche ghettizzate, tendono a concentrare e a cristallizzare la loro testa su quella che è la loro cultura, la ritengono l'unica identità che hanno, tant'è che sono molto più oltranzisti quando emigrano che non quando stanno nel loro paese di origine. Quindi la cosa che bisogna fare è spingere l'acceleratore sull'integrazione, sulla scuola, sul fatto di riuscire a far incontrare le culture, perché queste cose devono semplicemente smettere di esistere, perché nessuno, ripeto, può decidere sul corpo delle donne, può decidere su come si devono sposare, può fare i matrimoni combinati, perché poi la lista è lunga, può torturare e abusare delle donne con la mutilazione genitale femminile, eccetera, eccetera, eccetera. Però il passaggio qui è quello assolutamente dell'istruzione, dell'educazione, della cultura e soprattutto, ripeto, dell'integrazione, perché non c'è via di scampo. Certo, noi questa sera abbiamo voluto sollevare il problema, sia quello, diciamo, tra virgolette, polacco, che questo della Francia con il certificato di verginità, proprio perché la condizione della donna, forse per come dire, quando si protesta magari si ottengono le cose, poi quando c'è un momento di tranquillità c'è subito qualcuno che cerca di rosicchiare, tra virgolette. Noi ci siamo occupati, ormai da quando abbiamo ricominciato tipo 7 mesi, siamo occupati delle donne e ne abbiamo, come dire, raccontato un po' la storia, perché purtroppo la situazione che si vive oggi è frutto anche di quello che viene dal passato, e quindi ci siamo, tra virgolette, trascinati dietro tutta una serie di preconcetti che ancora oggi in questa società, che continua a essere una società maschilista, restano ancora consolidati, no? E come dire, con la possibilità che ancora oggi lo vediamo, insomma, no? C'è un dominio ancora maschile nella società, Mariangela Zanni. Assolutamente. Diciamo che noi anche come centro antiviolenza tutti i giorni denunciamo questo dominio maschile. Ecco, quindi cioè, ad esempio il concetto del possesso della donna, no? Per cui certo, se la donna mi rifiuta, io però ho diritto perché la donna è mia. Certo, è alla base poi di quello che fa scaturire la violenza maschile sulle donne. Parliamo di un rapporto diseguale di potere all'interno sia delle relazioni intime ma anche della società. Lo vediamo quotidianamente quando le donne appunto non occupano i posti apicali sia della politica ma anche delle aziende, del mondo produttivo. Lo vediamo quando le donne, l'accesso, diciamo, anche alle materie scientifiche in qualche modo vede le donne penalizzate, perché c'è proprio una cultura basata su stereotipi molto forti, ma questo non lo diciamo solo noi, lo dicono anche le istituzioni internazionali, lo dice anche
il Grevio, che è quell'organo che serve a monitorare l'adozione della Convenzione di Istanbul in Italia, e ha proprio fatto emergere che in Italia c'è un problema grosso di stereotipi di genere e di squilibrio di potere tra uomini e donne in tutte le fasi della vita e della società. E che le donne siano, tra virgolette, svantaggiate lo si è visto anche durante questa pandemia, perché i posti di lavoro persi sono soprattutto posti di lavoro delle donne. Vediamo questo servizio e ci dà qualche numero. Parafrasando l'opera del Nobel per la letteratura Svetlana Alexievich, il lavoro non ha un volto di donna mentre avanza la pandemia. Il primo bilancio ancora parziale degli effetti del lockdown primaverile sul mercato occupazionale conta tra il secondo trimestre del 2019 e quello del 2020 470.000 posti rosa sfumati, e su 100 impieghi persi al tempo del coronavirus, in tutto 841.000 secondo dati Istat, quelli femminili sono quasi il 56%, mentre il versante maschile ha dato prova di maggior tenuta, registrando un decremento del 2,7%. A tirare le somme la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha realizzato un'indagine sulla condizione del gentil sesso in questa fase economica di grande difficoltà per il nostro Paese, sottolineando come a subire le penalizzazioni più forti siano state le addette inquadrate con contratti a termine. Non è andata bene neppure a coloro che esercitano una professione in forma autonoma, però, visto che è stato rilevato un decremento del 5,1%, mentre hanno retto l'impatto con la crisi le depositarie di accordi a tempo indeterminato. Occupate, dunque, svantaggiate nel periodo di affanno generale, anche perché, argomentano i professionisti, prevalentemente in forza nei settori più funestati dall'emergenza Covid-19. A pagare il costo più caro sono stati in larga misura i servizi, tradizionale bacino di impiego femminile. Ecco, e c'è da aggiungere che a questi dati ci si arriva anche perché la donna spesso fa una scelta poi, no? La scelta della cura dei figli, della casa, cioè ancora oggi, tra virgolette, la donna fa un doppio lavoro, no? Fa il lavoro fuori e il lavoro in casa. Quanto tempo abbiamo? Qualche giorno spero, quasi, giusto? no. Qualche giorno, sì. No, riprenderemo la... No, è interessantissimo, non mi stancherò mai di parlarne. Io sono una sindacalista e quindi donne e lavoro è anche il mio pane quotidiano. Allora, quello che diceva il servizio è realistico, no? A parte che le donne pagano sempre con i posti di lavoro, tutte le crisi, anche quella del 2008 non è andata diversamente. Dal 2008 poi sono avvenute una serie di riforme del mercato del lavoro, delle leggi del mercato del lavoro, che sono state una più bella dell'altra, sono naturalmente ironica, che hanno precarizzato ulteriormente il lavoro. Voi dite per tutti, sì, ma sono soprattutto le donne ad averlo subito. Il part-time involontario è una pratica tuttora molto rosa, molto al femminile. I posti persi in seguito al Covid ovviamente sono quelli del settore commercio, turismo in primis, che è stato il settore più martoriato da questa pandemia, e lì sono occupate tante donne. La questione della cura. Allora, se non ricordo male, mi pare negli ultimi 25 anni il tempo medio impiegato per la cura della popolazione maschile è aumentato di 8 minuti. Un minuto di silenzio. Grazie. La cura è ancora ad appannaggio delle donne per un semplice motivo, perché nel nostro paese, in modo particolare, al di là del patriarcato, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che comunque c'è, è il sostrato e è alla base del problema, c'è il fatto che il lavoro di cura viene identificato con la donna. Le donne spesso scelgono anche professionalmente il lavoro di cura. Poiché il lavoro di cura viene poco pagato, e non so qual è la causa e qual è l'effetto, questo fatto che costa poco lo svalorizza, ok? E quindi questo è un ulteriore problema. Se si volesse investire in lavoro di cura, cioè se il nostro paese volesse investire realmente nel lavoro di cura, pagandolo il giusto, dandogli una retribuzione
assolutamente corretta. Non solo avremmo delle donne più ricche, più benestanti, più felici, ma aumenteremmo anche naturalmente il PIL. Qualcuno mi deve spiegare perché ci aspettiamo di pagare una badante che si occupa della nostra mamma anziana, del nostro papà anziano, o una babysitter che si occupa del nostro bambino 5 euro all'ora al netto delle tasse, d'accordo, mentre un professionista tipo un idraulico lo paghiamo 50 euro al netto delle tasse. Mi sembra che un tubo sia un pochino meno importante di una persona, per cui è qui proprio che sta il rapporto valore-disvalore, costo non costo. Certo. Ma io torno a ripetere, poi naturalmente non vengo preso in considerazione nell'ambito femminile. Questa è una società fatta da maschi è gestita da maschi. Quello è, dove la gestita da donna maschi. è stata assorbita perché serve, l'abbiamo parlato prima nella Grande Guerra, è diventata operaia nella prima Grande Guerra, ma perché gli uomini non c'erano più. E questa situazione, il fatto che sì, la donna riesce a fare la scala gerarchica della società, a volte ci riesce anche, no? Ma poi alla fine è la società che è prettamente maschile e resta prettamente maschile. Se la società fosse femminile, tutti questi ostacoli, io sono convinto, non ci sarebbero, ma non perché la società va a vantaggio della donna, perché la donna non è conflittuale. E c'è un bellissimo libro della nostra giornalista della 7 che si intitola Basta, no? Testosterone. Testosterone. Dice basta con il testosterone. L'uomo ha un problema, che ha degli ormoni che a volte riescono a spingere la sua logica oltre al possibile. E ripeto, la prima guerra mondiale è la dimostrazione. Tra un conflitto di confine tra la Serbia e l'Austria siamo arrivati a fare un conflitto che ha coinvolto perfino la Cina, il Sud America, l'Africa e tutto il resto, con tutte quelle conseguenze che abbiamo visto. Quindi la donna, e lo vediamo nella politica attuale, dove ci sono donne c'è il dialogo, dove ci sono gli uomini e anche verbalmente, anche se non è uno scontro forte, comunque c'è un contrasto molto forte che non porta assolutamente a niente, e trovare l'altra strada, la terza via, c'è sempre l'altra soluzione che è migliore di questa o di quella, e questo credo che la donna, proprio per la sua capacità di poter affrontare certi problemi e di vederli sotto un altro punto di vista, può essere un apporto ulteriore a questa società che è praticamente violenta, e lo vediamo negli atti di terrorismo, ma lo vediamo anche in altre cose, negli stadi e in tutte le altre parti, e sono modelli di vita prettamente maschili. Allora bisogna che voi vi inseriate nella società e fate da equilibrio. Lo so che non è semplice, non è colpa mia. È che dovete farvi un po' da parte, fondamentalmente, certo, perché non c'è dubbio. Lo diceva Mariangela, se i posti apicali sono maschili, cioè il governo delle cose è maschile e non c'è modo. Parleremo di Trump tra poco e vedremo come lui tratta le donne. Ci sono pochi casi campione, pochissimi, ma pare anche che nei governi femminili, quindi lì dove ci sono donne al governo, ci sia anche in quegli stati ci sia anche molto meno corruzione. Ora sarà un caso, probabilmente sì, non ha valore scientifico perché si contano sulle dita di una mano monca. Zanini, telegraficamente, per chiudere questa parte di trasmissione. Allora, cosa dovevi dire telegraficamente? Perché siamo saltati un po' di pali in frasca parlando delle donne, dal rapporto 56% di donne a casa, che comunque, sì, voglio dire, non è che fosse un 80-20, sotto il Covid problemi di lavoro li hanno avuti tutti quanti, gli aiuti che sono arrivati da parte delle nostre istituzioni sono monopattini, e per cui insomma lì sarebbe da aprire
una giornata se basta insomma, dibattiti. Ritorneremo. Privilegiamo le donne, sì, dobbiamo anche un po' incrociare. E poi per il discorso delle donne sulla carriera, cioè, ma ben venga che ce ne siano, ci mancherebbe anche altro, cioè, la carriera è accessibile a tutte adesso. No, che poi non alla stessa maniera e non hanno possibilità di modificare. Qui probabilmente bisogna crescere ancora, però attenzione, certo, che non deve diventare un rapporto conflittuale donna-uomo. Come diceva giustamente, le donne hanno delle capacità che noi maschietti non abbiamo e viceversa, noi dobbiamo essere complementari. Le donne hanno possibilità di emergere solo se si presentano, si maschilizzano e allora vengono accettate, ma la donna come donna non sono d'accordo su questa cosa qua. Uomo e donna sono complementari da sempre, abbiamo ciascuno le proprie caratteristiche, ci sono delle cose che mia moglie riuscirebbe a risolvere 100 volte meglio di me e lo fa, ci sono altre cose che mia moglie non riuscirebbe a risolvere che le posso risolvere io. Ma se avesse la possibilità e l'apertura sociale, la cultura, dove la donna può essere rappresentante di se stessa, le garantisco che certe cose non succederebbero più. Le donne che lei si buttavano in mezzo ai binari durante la prima guerra mondiale non è che se lo facevano perché erano donne, erano sceme, erano donne che sapevano che quella guerra era inutile. E non abbiamo completato nella precedente parte della trasmissione, ma noi, l'Europa è uscita con oltre 300 miliardi di dollari di debito, oltre a tutti i morti che ha fatto, e se ne è avvantaggiata l'America, perché l'America è la grande fornitrice, quindi quella che diceva adesso mi pagate. E non per caso è successa anche la grande crisi del 29. Si pensi che l'America dava i soldi alla Germania che pagasse i danni di guerra alla Francia, all'Italia, all'Inghilterra, perché Francia, Italia e Inghilterra restituissero i soldi all'America. Pensi che giro di assurdo di quello che è stato l'esito del conflitto, e purtroppo gli storici hanno poca dimestichezza con la finanza. Va bene. Adesso parleremo anche di finanza americana. Tra poco. Allora grazie a Mariangela Zanni per essere stata qua con noi, Presidente del Centro Veneto Progetti Donna, grazie a Marianna Cestaro, segretaria provinciale della CGIL di Padova, si occupa di politiche di genere, grazie a Massimiliano Zannini, coordinatore del Popolo della Famiglia in Veneto. Per i nostri telespettatori invece qualche minuto di pubblicità, poi torniamo in diretta e parleremo appunto delle presidenziali americane, perché insomma al di là dell'election day abbiamo delle chicche, abbiamo dei contributi molto interessanti per vedere il profilo di Trump, perché ecco quella cosa che spesso non si capisce, perché negli Stati Uniti non si parla di Trump se non a un certo livello, cioè un po' il pagliaccio, un po' quello che fa le cose strane, eccetera. Ma la collusione di Trump con le grandi mafie americane non è mai stata tirata fuori. È stata tirata fuori solo da un giornalista premiato col premio Pulitzer e solo nelle televisioni italiane. E questo vuol dire qualcosa. Vuol dire che anche la democrazia americana ha le gambe corte, o quantomeno la lingua mossa. Certo. Andiamo in pubblicità, tra poco.